Ricominciamo più forti di prima dopo questo lockdown a causa del coronavirus e lo facciamo con la Sardegna che riparte, la Sardegna che guarda avanti. Infatti oggi parleremo di un progetto interessantissimo del comune di Tissi che si chiama Con Noi. Infatti qui con noi avremo il sindaco di Tissi Gianmaria Budroni e l'ideatore del progetto Leonardo Omar Onida. Purtroppo non ci sarà la nostra rubrica dedicata agli eventi perché è ancora tutto fermo, ma avremo delle novità da farvi vedere. Quindi qua siamo pronti, tutto è pronto, iniziamo fra un minuto, restate connessi. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Quindi progetto Con Noi con il sindaco di Tissi Gianmaria Budroni e l'ideatore Leonardo Omar Onida. Sindaco, riassumiamo questo evento da parte dell'amministrazione comunale, che cos'è e che cosa avete pensato insomma insieme a Leonardo? L'idea progettuale, come detto poco fa, nasce da un confronto con l'assessore alla cultura del comune di Tissi, Lucia Mameli, che colgo l'occasione di ringraziare perché è stata una delle promotrici, soprattutto del segmento fai da sardo. Vuole essere un progetto che è nato in un periodo di lockdown, quindi dove ancora le distanze interpersonali erano molto più lontane rispetto a oggi. Vuole essere un progetto che entrando nelle case attraverso i social, che sono oggi il mezzo di comunicazione più utilizzato, più diffuso, per insieme ai bambini sviluppare un progetto culturale, perché per noi la cultura è al centro del nostro progetto amministrativo. Lo dimostrano tutte le iniziative a supporto dell'istituto scolastico e anche questa è evidentemente l'esempio pratico di quella che è il concetto che noi abbiamo di comunità, che è intesa proprio come scuola e come fulcro dello sviluppo di una comunità. Certo, dal punto di vista artistico, Leonardo, abbiamo grandi professori docenti. Sì, abbiamo coinvolto persone dei vari settori che abbiamo deciso di toccare. È nato il progetto con degli ottimi auspici ed è nato soprattutto quello che noi abbiamo definito come uno slogan, cioè che la cultura non è un passatempo ma è un bene della comunità. Con Noi è appunto l'acronimo di costruire un nuovo noi, perché l'obiettivo principale è far capire che la cultura è di tutti, è l'idea che la comunità se ne riappropria attraverso la lingua sarda, la poesia, la costruzione di oggetti d'arte attraverso il riutilizzo di materiali di scarto, è una visione, un progetto virtuoso. Abbiamo coinvolto artisti, grandi professionisti, da Carlo Valle che si occupa della
della parte narrativa, a Maria Grazia Tuveri, che è una delle migliori arte terapeute che ci sono in Sardegna, poi Antonello Bazzu, Salvatore Pintus e Giovanni De Logu, che si occupano della parte linguistica, raccontando ai bambini termini che non si usano più, termini che sono anche invece di uso comune, dalle stagioni ai giorni della settimana, i mesi dell'anno, insomma un modo per incuriosirli sulle loro radici e soprattutto fargli capire che loro sono i protagonisti dell'attività culturale di una comunità. Quindi lo chiedo un po' a tutte e due, bene, questo progetto che vede insomma la cultura e la tradizione, quindi insomma cose antiche, cose ben radicate, sotto una veste insomma pubblicato sui social network, quindi c'è questo, aveva già un po' accennato prima il sindaco, tu Leonardo come la vedi questa cosa, di promuovere ormai l'innovazione è questa, no? Anche la storia della Sardegna in questo caso, attraverso il nuovo che avanza, insomma. Certo, sarebbe stupido e anacronistico non servirsene, questa idea che la tradizione e le radici non possano essere raccontate attraverso i social è una follia. Ormai è così, certo. L'idea è arrivare il più lontano possibile e la cosa fondamentale è fare bene le cose, farle con amore, con passione, servendosi di professionisti e cercando di coinvolgere davvero, non tanto per dirlo e per, come dire, autocelebrarsi, ma coinvolgere davvero i bambini e le persone. Sì. Il progetto è diviso in due parti. Sì. La prima parte prevede questi video, questi tutorial, sono circa 12, che ogni 2 volte a settimana vengono lanciati sul web attraverso la pagina Facebook del Comune e sul sito, e poi a settembre-ottobre, come si spera, riprendere le attività normali, torneremo a scuola dai bambini e lì continueremo a farli lavorare sulla poesia, sul materiale di scarto. Il concetto del riciclo, tra le altre cose, è uno dei temi fondamentali del Comune di Tissi, che è comune. Certo, poi ne parleremo assolutamente. Quindi Gianmaria, come dicevamo, sulla pagina Facebook del Comune di Tissi è già partito il progetto, perché se non sbaglio ci sono già 2 video a disposizione, giusto, di tutti i tissesi e di tutti quelli che vogliono vedere la pagina del Comune. Certo, assolutamente, anche perché domani sarà appunto il terzo video tutorial che... Ah, ok, perfetto, quindi via poi da domani, benissimo. Facciamo una piccola pausa e poi ricominciamo, perché voglio chiedere un po' di informazioni sul Comune di Tissi e un po' su voi due che ne state combinando, non solo con noi. Ok, va bene, allora lanciamo un attimo di pubblicità e poi ci rivediamo sempre qui. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Maria, eccoci qua, stavi vedendo la pubblicità di Renato, c'è un po' di fame. Perché ho saltato il pranzo. Attenzione all'anguria qua, mi raccomando, questa non si mangia. A proposito di arte abbiamo una bellissima creazione, l'opera di Adriano Cosso di Sardi alla Frutta, dedicata al progetto Con Noi del Comune di Tissi. Questa non si mangia. No, non si mangia, una sorpresa, non lo sapevamo. Va bene, perfetto. Sindaco, parliamo un po' di questo comune, perché io insomma ho cercato anche un po' sul web, già qualcosa sapevo, poi ho parlato con Leonardo, ma di cosa ne fate? Di tante cose belle a livello anche non solo culturale. Stiamo parlando di strutture importanti, mi ricordo l'Exma di Tissi, che è
un centro molto molto importante, siamo venuti anche con le nostre telecamere per un evento, ecco, partiamo da questo per esempio, è un bellissimo punto di incontro, una sala bellissima proprio. Intanto partiamo un po' dal nome della lista nel momento in cui ci siamo presentati ai nostri cittadini. La nostra lista si chiama Tissi Cambia. Credo che questo insomma ricongiunga, no? Un po' a quello che dicevi tu. Se parliamo di opere pubbliche, le opere pubbliche che abbiamo già cantierato, quelle che sono in itinere, quelle che si svilupperanno nei prossimi anni, si racchiudono in un numero abbastanza importante per quella che è la nostra realtà. Per quanto riguarda appunto nello specifico le immagini che noi vediamo dell'EXMA, l'EXMA è una struttura ricettiva perché è costituita da una sala ricevimenti, una sala ristorazione, chiamiamo così, ma anche da una sala convegni e uno spazio esterno di un parco giochi per bambini che noi abbiamo allestito e realizzato ex novo, e anche uno spazio che può ospitare, avendo un palco, eventi, concerti e quant'altro. Sempre adiacente, prospiciente all'EXMA, stiamo realizzando un piazzale parcheggi, ma un piazzale parcheggi come dire alquanto innovativo, perché al suo interno avrà, oltre che una pensilina fotovoltaica, anche delle ricariche per auto elettriche, delle panchine con ricarica USB e ricarica bici elettrica. Grande, ragazzi. Allora qua siamo proprio, parlavamo di Facebook confronto, una caccola confronto a quello che hanno, è già roba vecchia, il discorso dei social per il comune di Tissi. Bene, tu Leonardo qua, come dicevo prima, hai trovato terreno fertile perché insomma, con queste idee innovative si va avanti. Mi sono innamorato di Tissi, tant'è vero che ho deciso di andarci a vivere. Io vivo a Tissi da 13 anni e ho deciso addirittura di creare l'associazione che ha sede operativa a Tissi. Quindi io vivo lì, la sede della mia associazione è Tissi, e la verità è che da 13 anni ho sempre trovato una straordinaria apertura. Gianmaria era assessore tanti anni fa, ora è sindaco, c'è una bellissima continuità ed è vero che è molto facile condividere le idee perché c'è la voglia davvero di fare questa roba che manca molto in molti comuni della Sardegna. Tissi, che è un piccolo centro perché abbiamo 1500 abitanti, però è una periferia che sa farsi centro culturale. Questa periferia di Sassari com'è, sindaco? Come si vive? Detto dal primo cittadino, si vivrà malissimo detto dal primo cittadino. Periferia non è un termine che mi appassioni particolarmente, però se periferia è inteso come una realtà di 2400 abitanti come la nostra, che comunque ha dei collegamenti, quindi delle strade di accesso alla città veloci e come dire pratiche, allora va bene, mi va bene il termine, va bene anche il termine centro, perché significa che la nostra comunità e la nostra amministrazione è come dire è portavoce, è motivo di sprone per iniziative culturali, ma non solo, sociali, come dicevo prima, anche di appalti pubblici, opere pubbliche e quant'altro. L'EXMA adesso non c'è qualcosa che bolle in pentola per questo discorso coronavirus, forse siamo ancora un attimino fermi? Esatto, siamo fermi con le iniziative artistiche, culturali. Volevo anche aggiungere la Sagra dell'Asparago, che è molto importante per Tissi. La Sagra dell'Asparago è sicuramente il motivo di orgoglio per la comunità di Tissi, però svolgendosi nel periodo solitamente fine aprile o primi di maggio, quasi mai, quel periodo purtroppo fa parte del nostro recente passato del lockdown e quindi è rinviata all'anno prossimo, che si farà sicuramente. Bene, bene, sentite, prima di parlare di un altro progetto che è sempre coinvolto il comune di Tissi, che si svolgerà un po' più avanti,
volevo, attenzione che ti sta cadendo, oggi succede di tutto, vabbè, però insomma. Lo teniamo così, tanto stavo giusto mandando una rubrica, vi volevo far vedere 2 automobili di quelle giuste, un usato garantito, sono dei nostri partners di iCars. Luca ci spiega le offerte di questa settimana, intanto noi mettiamo a posto il cartellone. Perfetto. Ok, allora lanciamo la rubrica di iCars. Ciao a tutti, sono Luca. Innanzitutto voglio salutare tutti gli amici di Sardinian Life. Siamo qui all'iCars, l'estate è iniziata. Vi voglio presentare 3 vetture del nostro parco auto. Oggi iniziamo con una bellissima Captur bicolore, un 1.500 di SIAE aziendale a soli 15.350. Una macchina pronta all'uso con soli 30.000 km. Passiamo alla seconda vettura di punta del nostro salone questa settimana. Abbiamo un Alfa Giulietta con soli 53.000 km, un usato super selezionato, prezzo 9.500 euro. Abbiamo l'ammiraglia della casa, questa settimana abbiamo una Stelvio, 190 cavalli, aziendale, 4.000 km, a soli 46.000 euro. Ricordate l'indirizzo di iCars, via Montezebbio, siamo vicini alla motorizzazione. Un saluto a tutti, ciao ragazzi, vi aspetto. E rieccoci qua, siamo quasi in chiusura con Leonardo Onida e il sindaco di Tissi, Gianmaria Budroni. Allora, abbiamo parlato del progetto Con Noi, che è collegato però anche a un altro grande progetto che si fa già da tanti anni. Tu ne sei il direttore artistico, Tissi è una tappa che, se non sbaglio, è il 13° anno, quindi, esatto. Ed è progetto di Ottobre in Poesia, insomma. Sì. Allora, innanzitutto voglio sapere il collegamento, ecco, tra Con Noi e il progetto Ottobre in Poesia. Allora, in realtà è un collegamento naturale, nel senso che tutte le attività che abbiamo sempre fatto con i bambini in questi 13 anni all'interno del festival prevedevano dei laboratori, degli incontri, alcuni dei quali sono stati fatti sempre a ottobre. Altri, soprattutto da quest'anno, sono stati fatti da gennaio in poi fino al lockdown, con approfondimenti tematici di poesia, e quindi, essendo Tissi una tappa fondamentale del festival, e anche quest'anno ci auguriamo di farlo, sperando che appunto si possa riprendere normalmente tutta la programmazione, abbiamo pensato che tutti gli esiti e i risultati artistici che verranno realizzati dai bambini all'interno del progetto Con Noi fosse ovvio presentarli poi all'interno del festival a ottobre. Quindi Con Noi avrà una coda, inizia adesso d'estate, continuerà, si spera, a settembre, e poi a ottobre una grande festa artistica e poetica con i bambini protagonisti all'interno del festival, che è il contenitore. Gianmaria, tu sei sempre stato all'interno del festival come assessore, prima 13 anni, da quant'è che sei nella politica? No, facciamo un passo indietro e chiariamo un po'. Ottobre in Poesia arriva a Tissi, credo, nel 2007 o 2008, quando io ero assessore. Assessore, quindi l'ho sviluppato in 5 anni, poi ho interrotto per ulteriori 5 anni e ho ripreso ora, come 3 anni fa, come sindaco, candidato sindaco. Non è così vecchio, insomma. No, però, anche se può sembrare una casualità, però è vero che con Gianmaria c'è un rapporto da tanti anni di collaborazione, e lui fu l'assessore che tenne a battesimo l'arrivo di Ottobre in Poesia a Tissi. Quindi. Come organizzazione, tu come la vedi? Poi lo chiedo anche più dal punto di vista amministrativo pratico a Gianmaria. Tu come direttore artistico come la vedi? La riuscita, la possibilità di farlo? Come ti stai organizzando? Allora, noi stiamo, come tanti, con l'emergenza coronavirus, intendo quello. Stiamo pensando ovviamente alla soluzione A, al piano A e al piano B. Se tutto si potrà fare come si è sempre fatto, faremo come dire, del nostro meglio con gli artisti, con i poeti che vengono da tutto il mondo, stando vicini al pubblico. Se questo non sarà possibile, comunque abbiamo previsto un piano B che sarà fatto più di tutorial, di video, di registrazioni, di poesia performativa.
abbelliremo e addobberemo poeticamente il paese e le città dove porteremo il festival. E dal punto di vista proprio pratico, lo chiedo all'autorità, al sindaco, ecco, questo ed altri eventi si sa già qualcosa? Lo chiedo anche come informazione generale. No, non si sa niente perché ad oggi non abbiamo linee guida in merito. Abbiamo una linea guida che è quella che tutti noi conosciamo, ovvero quella di evitare quanto più possibile gli assembramenti. Sì. Però, come diceva Leonardo, o tramite il web, video tutorial, o come dicevo prima io, avendo una parte esterna dell'EXMA che si presta anche per poter come dire, allestire un festival di quella portata, si potrebbe sviluppare e generare un qualcosa del genere. Le possibilità ci sono, bene, ma questo sarà a ottobre, adesso siamo in pieno progetto con noi, invitiamo insomma i nostri amici ad andare sulla pagina Facebook del Comune di Tissi, giusto? Sì, i video vanno ogni martedì e ogni venerdì, quindi 2 video a settimana, ne sono già usciti 2. Domani è il terzo? Domani ci sarà il terzo, quindi lo dico a tutti gli amici, rimangono ovviamente sulla pagina Facebook del Comune, quindi si possono rivedere, e da domani via con il terzo video e poi ancora fino a circa 7-8 video, insomma la cosa va... in tutto 12 video. Ah, 12 video, esatto. Perfetto. Abbiamo fatto quindi le cose in grande. Già. Va bene allora, grazie Sindaco per essere stato con noi, Gianmaria, grazie Leonardo, grazie Fabio. Bocca al lupo per il proseguimento di Con Noi. Viva il lupo. E viva il lupo veramente, viva il lupo in questo periodo. Ok amici, allora io vi ricordo, noi saremo qua anche giovedì prossimo, mi scuso ancora per alcuni problemi tecnici, era la prima puntata, siamo anche in ambito di norme di sicurezza, insomma, e anche un po' di distanziamento sociale con i nostri ospiti, le inquadrature purtroppo sono quello che sono, faremo meglio sicuramente dalla prossima settimana, ripeto, giovedì siamo sempre qui, ringrazio la regia Cesare Dorati e Chico Piu alle telecamere. Per qualsiasi domanda e informazione il nostro sito è quello di Sardinia Life, www.sardinialife.it. Ci vediamo giovedì, ciao! Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.